Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno del ponte di barche che unisce le due regioni Emilia-Romagna e Veneto, perché siamo qua, siamo sul Po di Goro, perché c'è un po' di malessere da parte dei pescatori di Goro, perché la regione Veneto ha concesso ai pescatori veneti appunto di poter pescare la semina in questa parte di laguna, e naturalmente questo ha messo un po' in fibrillazione i vari pescatori che sono dall'altra parte del Po, nella regione Emilia-Romagna. Per saperne di più proviamo ad ascoltare e sentire l'assessore alla pesca del comune di Portotolle, Tania Bertaggia. Buongiorno Assessore, ci vuole spiegare com'è la situazione e com'è il motivo del contendere? Praticamente alla foce, nella zona, nell'area confine con l'Emilia Romagna, così pure in altre parti del territorio, in determinati periodi dell'anno avviene la raccolta del novellame, ossia il seme che viene poi utilizzato nelle nursery per allevare e far crescere le vongole veraci. Per raccoglierlo servono delle specifiche autorizzazioni che vengono rilasciate al soggetto richiedente, che deve avere determinate caratteristiche, è tutto disciplinato e quindi serve un'autorizzazione e poi anche dei controlli proprio a livello sanitario, quindi è un aspetto disciplinato. Cosa succede? Che fortunatamente quest'anno la Regione Veneto è riuscita in tempi utili e veloci a rilasciare l'autorizzazione al consorzio quale soggetto richiedente per la raccolta del novellame. L'aspetto un po' critico è il fatto, o meglio quello che lamentano i vicini emiliani, temono, e ti parlo proprio di timore, non di altre, non uso nemmeno altri termini, che i nostri pescatori sconfinino nella parte emiliana. Però si parla di un timore che francamente non è motivato in nessun modo, quindi il problema riguarda più che altro gli emiliani, perché ad oggi, da quello che io so, non hanno ancora ottenuto la stessa autorizzazione da parte della regione di competenza, per cui io quello che ti posso dire è che i nostri pescatori stanno esercitando nel pieno rispetto delle norme, sono autorizzati, hanno tutti i controlli del caso ed esercitano nei limiti territoriali, quindi nulla di più. Molto spesso ci sono stati attriti, specialmente nelle due sponde del Po di Goro, e loro hanno chiamato in causa anche sia la regione Emilia-Romagna sia alcuni deputati e senatori per questo caso. E con voi che contatti ci sono? Posso dirti che ci siamo sentiti, comunque c'è la collaborazione sicuramente tra amministrazioni, ma è chiaro che nel momento in cui i pescatori vanno a raccogliere il novellame sulla base di un'autorizzazione regolarmente rilasciata dalla regione di competenza e se lo esercitano, e così è nei limiti di quanto previsto, i timori rimangono tali, nel senso che così deve essere, perché loro sono autorizzati ed esercitano così come previsto. Mi auguro che questo allarme rientri immediatamente, proprio perché non ha motivo di esserci.